Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Ho deciso di farlo diventare un appuntamento settimanale e quindi oggi andremo a vedere quello che è il dato statistico o ovviamente presunto tale su quella che potrebbe essere la partita tra Cagliari e Napoli. L'abbiamo vista la scorsa volta con Udinese Cagliari e direi che più o meno a grandi linee non ci ha preso. E lo vediamo anche per Cagliari-Napoli. Ci sono delle specifiche da fare. Ovviamente io non voglio indurre nessuno a giocare, a scommettere o alla ludopatia, ovviamente specialmente se siete minorenni. Quindi prendete i dati che vi fornisco, che sono sotto forma di scommessa sportiva, come dei semplici dati statistici. È una premessa doverosa da fare perché tutto quello che vedrete poi nel video è messo sotto forma di dati usati per fare le scommesse, ma quella perché è una mia passione e io ripeto non voglio incentivare nessuno. Premessa più che doverosa. Io direi di andare altra premessa sempre inerente al file. Il file calcola le statistiche, non è in grado ovviamente di predire il futuro. Cosa fa questo file? Che ribadisco anche che a uso personale non lo condivido. Per chi fosse interessato a farlo, io vi dico ci sono 1000 video su YouTube su come creare un file di questo tipo. Potete guardare quelli, non me la sento sinceramente di dirvi come ho fatto, ma non perché per chissà che cosa, per evitare comunque di indurre la gente o essere un incitatore di scommesse. Comunque, questo file, ripeto, non è in grado di predire il futuro, semplicemente si basa su delle statistiche che prende le statistiche della squadra di casa, le statistiche della squadra in trasferta e le statistiche medie del campionato e fa tutta una serie di calcoli e crea dei range, dei dati che forniscono sostanzialmente in base a quello che forniscono le statistiche delle cose più o meno veritiere. Poi da qui al fatto che si possono avverare, ovviamente ce ne passa, anche perché tra tutti gli sport veramente il calcio è quello molto molto più imprevedibile. Quindi, fatti sti 2 minuti e 40 le premesse, io direi di andare a vedere il file. Partiamo, ovviamente, Cagliari-Napoli. Questo è la partita, io zoomerei un pochino così siete in grado di vedere al meglio. E andiamo qua sulla scheda minimal, come abbiamo fatto l'altra volta. Queste sono le statistiche del primo tempo, o meglio, i dati che il file ci fornisce per il primo tempo, che tendono ad essere un po' più difficili da essere indovinati perché qua vedete che c'è 4. Questo 4 fa riferimento alla forma partita, alle ultime 4 partite, quindi della squadra in casa alle ultime 4 partite in casa e della squadra in trasferta alle ultime 4 in trasferta. Le statistiche del primo tempo però tengono conto di tutte le partite svolte in casa o in trasferta nel primo tempo. Quindi terrà conto di ben 20 e passa partite sia per il Cagliari e sia per il Napoli. Ovviamente del primo tempo calcolerà soltanto il Cagliari in casa e il Napoli in trasferta. Comunque, cosa ci dice il file? Il file ci dice che molto probabilmente il primo tempo di Cagliari-Napoli potrebbe finire con una vittoria del Napoli, con addirittura almeno un gol, almeno, e non più di uno però. Noi 0, ovviamente questo implica uno gol, però se vedrete nel secondo tempo questa cosa potrebbe non essere rispecchiata. Non è questo il caso in realtà, però alcune volte potrebbe non rispecchiarsi perché i dati vengono presi da fonti diverse. Dopo vi spiegherò anche cosa intendo. Multigol caso ovviamente 0-1 perché non è previsto gol per noi. Idem per il Napoli, però con la differenza che per il Napoli è previsto comunque un over 0,5. Multigol di 1-2 per la partita e il risultato esatto
per il primo tempo di 0-1 per il Napoli. Queste sono le statistiche del primo tempo sotto forma di grafico. Vedete c'è un 75% di over 0,5 per il primo tempo, che io personalmente non mi sentirei di assicurare, perché ci sono veramente 1000 fattori da dover calcolare per questa partita. Invece ora andiamo a vedere quelle per il secondo tempo. Secondo tempo che il file dice il Cagliari è favorito, e sinceramente parlando io questa cosa un po' me l'aspettavo. Me l'aspettavo perché ultimamente il rendimento del Napoli è quello che è, lascia molto a desiderare. Molto probabilmente se io qua su Home seleziono 8, sono abbastanza sicuro che possa uscire 2 al Napoli. Vediamo. No, rimane 1. Rimane la vittoria del Cagliari. Però ovviamente vedete che anche la percentuale di vittoria del Napoli è abbastanza elevata. Infatti con 8 partite ci consiglia la doppia chance 1-2 e cambia un po' tutto il resto qua sotto. Però noi la vediamo con 4, che con 4 tende ad essere leggermente più accurato e più facile anche da pronosticare, perché segue uno stato di forma che però inevitabilmente secondo me cambierà. Questo perché il Napoli ha cambiato allenatore, quindi tutti i dati che prende il file vanno un po' a farsi benedire in questa situazione, perché appunto con il cambio di allenatore si sa che le squadre ricevono un boom iniziale che difficilmente floppa. Quindi, però, noi vogliamo dare fiducia al file. Allora, tra 1x e 2 il file dice 1, e ripeto, sinceramente non mi sento di dire che potrebbe sbagliare, perché la condizione del Napoli è quella che è e dovremmo essere bravi noi ad approfittare del loro cambio d'allenatore e cercare di reprimere al massimo la loro voglia di fare bene. Quindi in campo agguerriti e incattiviti. Doppia chance 1x, under over della partita over 0,5 e under 1,5. Io su questo non sono per niente convinto, vi dico la verità. Secondo me la partita potrebbe finire massimo con un under 3,5. Cioè under 3,5 è quello che mi giocherei io se dovessi scegliere una. Non di certo l'over 0,5 o l'under 1,5, ancora peggio. E questo dato deriva dal fatto che per noi viene segnato un over 0,5 e per loro niente, e sinceramente di questa cosa non sono per niente convinto, come non sono ovviamente per niente convinto del no goal. Si sa che noi concediamo, penso che negli ultimi tempi non ci sia stata una partita in casa in cui non abbiamo concesso un gol, quindi no goal mi sembra veramente strano. Multigol casa 0-1, multigol ospite 0-1, ovviamente più sullo 0, multigol partita 1-2, e vedete quello che vi dico io, che il file vi dà delle opzioni, ma non sempre è coerente con le opzioni che vi dà, perché questo va ad attingere da fonti diverse e da zone diverse del file. Infatti ci dà come risultato esatto lo 0-0. Poi parziale finale da 2 parziale 1 finale, e parziale finale con le doppie chance x2 e 1x. Questi sono i grafici dei dati del secondo tempo con le 4 partite, con la forma partita a 4. Ve li faccio scorrere un po' così. Adesso ve li faccio vedere con 8 partite. E vedete che la situazione è leggermente diversa. Questi sono con 8 partite. Poi ovviamente voi potete stoppare il video, vedervi tutti i dati, spulciarveli e fare i vostri confronti, confrontarli con le vostre idee, potete fare quello che vi pare. Andiamo a vedere su esteso con la forma a 4 partite. Questo è il primo tempo che, ripeto, non cambierà mai a prescindere dalla forma, perché tiene conto di ben 19, se 19, magari solo 19 partite. No, in realtà penso che siamo su quella cifra lì, perché in questo caso prende solo
partite, i primi tempi delle partite in casa del Cagliari e solo i primi tempi delle partite in trasferta del Napoli. Il file ci dice che al 66% il primo tempo di Cagliari-Napoli potrebbe finire con una vittoria del Napoli, 96% x2. Questi sono gli XG del primo tempo, quelli del Cagliari sono veramente bassissimi e ci posso stare. Però, per esempio, contro l'Udinese nel primo tempo abbiamo segnato e il file non teneva conto di questa cosa. Quindi, per questo vi dico, non prendete per oro colato quello che il file vi dice. Il file è uno spunto che vi dà una base statistica su quello che potrebbe dare la partita. Mentre i XG del primo tempo del Napoli stanno a 1,24. Gol 8,88% e no gol del primo tempo 91,12. E questi sono gli under e over della partita, o meglio, del primo tempo, con addirittura il 75% di over 0,5 nel primo tempo. Audace, molto audace. E risultato previsto per il primo tempo, quello con la percentuale più alta è lo 0-1 del Napoli, che però, ripeto, è molto di parte perché segue molte più partite rispetto a quello del secondo ed è una scelta voluta, è una scelta che io ho voluto. Passiamo al secondo tempo, che è la parte più importante. Qua vediamo che le percentuali di vittoria del Cagliari sono del 49% secondo il file, però vedete che hanno una quota veramente molto alta. Questa è la quota che crea direttamente il file, non sono io che le imposto, non sono io che le metto, è il file che decide la quota. Pareggio a 2,71 e vittoria del Napoli a 7,04, quindi abbastanza importante. Vediamo un po' come, anzi, arriviamo fino a gol no gol, così vediamo un po' le differenze. Le doppie chance possiamo pure dargli un'occhiata, ma quelli sono calcoli che possiamo fare tranquillamente anche a mente. Gli XG sono veramente molto curiosi perché sono bassissimi, bassissimi. Io, per esempio, ho segnato che viene contato come gol, come un gol, un XG superiore a 0,51, perché ovviamente 0,50 è la base degli over, quindi per andare leggermente più, per stare più sicuri, ho impostato come valore che dallo 0,51 il file legga questo come probabilmente un gol. E quindi forma XG partita diventa 1,33, quindi un gol, e XG Napoli 0,38. Ovviamente questo file è la diretta conseguenza dell'addizione tra questi due valori. La probabilità dei gol del Napoli è veramente molto bassa, con al massimo un 25% di fare un gol, mentre noi abbiamo una situazione abbastanza simile tra lo 0 e un gol, con una percentuale molto vicina. E percentuale che la partita finisca in gol sulla base delle 4 partite è 19,21%, mentre il no goal è l'80,79%. Vediamo come può cambiare questo valore con le 8 partite. Vediamo un po'. E le quote cambiano decisamente, diventano ancora più equilibrate e vedete che già qui la situazione cambia di molto, perché aumentano i nostri XG, aumenta ovviamente anche l'XG del Napoli e l'XG della partita, con un'impennata specialmente delle probabilità dei gol del Napoli, che subisce veramente un incremento notevole, ma anche quello del Cagliari, devo dire che non è che si è alzato di poco, eh. E poi vabbè il gol no gol che cambia enormemente. Gol no gol, che vi faccio vedere da dove viene preso. Il gol no gol viene preso esattamente da questa qua. Fa la somma di tutte le percentuali in cui ci sono dei risultati con le squadre che fanno 2 gol e i risultati con la squadra che fa un solo gol, e da lì viene stilata la percentuale del gol no gol. Proprio di risultati parliamo che il pareggio con lo 0-0 è il risultato più probabile, stando a quello che dice il file. Il secondo risultato più probabile invece è l'1-0 del Cagliari con il 25%,
E il terzo risultato più probabile è il nostro 2-0 con il 12%. Poi abbiamo l'1-1 al 9%, il 2-1 al 5%, il 3-0 al 4%, poi c'è vabbè, lo 0-1 del Napoli al 10% e qua lo 0-2 e l'1-2 del Napoli al 2%. Io non so come andrà a finire, però sono dati che personalmente mi incuriosiscono, ma che mi aspettavo. Che io sinceramente mi aspettavo. E poi io oversegono ovviamente di pari passo quella che è la probabilità dei gol. Come vi ho detto, qua ho messo over 0, è il file che lo mette, over 0,5 perché il numero da XG è superiore a 0,51 e devo dire, penso che questa sia un'opzione abbastanza probabile che il Cagliari possa fare almeno un gol. Che il Napoli non ne possa fare nessuno, la vedo veramente molto difficile. Sono abbastanza sicuro che non terminerà in no goal. E se termina in no goal, effettivamente sarà per uno 0-0. La vedo difficile che una delle due squadre non possa fare nessun gol. La vedo veramente difficile. Parlo anche per noi, eh. Cioè, secondo me almeno un gol lo facciamo. E poi, vabbè, c'è il multigol partita, il multigol Cagliari, il multigol Napoli, che, che lasciano un po' il tempo che trovano in questo caso, perché è difficile potenzialmente in questa partita indovinare il numero di gol che verranno fatti, per come la vedo io. Però andando a grandi linee, che cosa ci sta dicendo il file? Il file ci sta dicendo che è una partita che il Cagliari e il Napoli approcciano in un momento di grande difficoltà per tutte e due le squadre, un momento in cui non si segna tanto perché anche gli XG previsti sono veramente bassi, però c'è la discriminante che il Napoli ha appena cambiato allenatore e questo ovviamente il file non ne tiene conto e non ne può tenere conto, quindi ne dobbiamo tenere conto noi e cambiare le nostre percentuali e le nostre valutazioni in base anche a questo. E fa tanto la differenza, credetemi, ed è proprio per questo che io ho scelto di basare tutto il mio giudizio o su 4 o su 8 partite e non di tenere l'intero campionato, perché l'intero campionato una squadra la vive in determinati momenti che possono durare 2, 3, 4, ma anche 7, 8 partite, non un campionato intero certamente, e quindi avrebbe rischiato di falsare un po' i dati. Quindi ho deciso di mantenere 4 partite per cercare di prendere le partite più vicine e quindi di cercare di dare una sottoforma di veridicità ai dati che il file ci dà per essere il quanto più precisi possibile. Quindi io penso che sarete d'accordo con me nel pensiero che comunque la partita è tosta, ma è tosta perché veramente tutte le squadre stanno subendo momenti di difficoltà notevoli, chi per un motivo, chi per un altro, però la situazione è questa. E l'unica cosa che non mi mette troppa sicurezza sono la questione dei gol. Secondo me qualche gol ci sarà. Qualche gol ci sarà. Io punterei molto di più sul gol che sul no gol. Poi è capace che me sto a sbagliare io, il file aveva ragione, ma questo è il bello, lo scopriremo soltanto a partita finita. E niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!